E là, ciao a tutti grandissimi. Allora, siamo a sabato 15 aprile, siamo giunti al giro di boa anche di questo mese e intanto vedete immerso tra i fiori di casa, guardate questo glicine stupendo in piena fioritura. E niente, la meta di oggi dal centro di Esiago, diciamo, risalirò per il monte Kez, e non ho ancora capito come si pronuncia, seguendo proprio le indicazioni che ho visto al ritorno. Continuerò verso appunto Maga Zebbio, Monte Zebbio, adesso non so bene dove andrò a sbucare, non mi sono neanche informato per non rubarmi il piacere della scoperta. Lascerò che la strada faccia il suo corso e niente, sono le 10 e un quarto, adesso parto da casa, ci riaggiorneremo in loco. Eccomi qua, arrivato ad Asiago, ho trovato un parcheggino un po' fuori mano perché col mercato è sempre un po' difficile trovare parcheggio e adesso verso il monte Kez. Allora questa è la prima salita al monte Kez con la croce. Tanto vedete il monte Fiore, le melete innevate. Quindi ne approfitto per mostrarvi la Cucusnea, termine cimbro per indicare l'ultima neve di aprile, come la ribattezzò il caro Mario Rioni Stern. Adesso vedete ormai è relegato solo alla parte più alta dell'altopiano del suo lato meridionale e tra l'altro scioglie a una velocità supersonica. E ieri tutto l'altopiano era innevato, un paesaggio veramente stupendo da vedere. Il detto recita anche neve di aprile che non dura molto perché prima del sole è la terra in amore che la fonde, perché effettivamente ormai il terreno è caldo, la temperatura non va più tanto sotto zero di notte, quindi soprattutto il sole di aprile è già incredibile, quindi la neve ormai a queste altitudini. Bene, 90 secondi di riposo sono sufficienti e adesso riparto. Ecco qua la prima neve del sentiero. Ecco qua, sono arrivato al primo cartello segnalatore. Cimitero della Brigata Sassari 40 minuti e Maga Zebbio un'ora. Comunque in 35 minuti, anche 25 probabilmente, sarò a questo rifugio Stalder e 5 minuti dopo il cimitero appunto della Brigata Sassari e dopo da lì vedrò come muovermi per salire appunto in vetta al Zebbio. Ho raggiunto un bivio e adesso vi mostro, c'è la cartellonistica, anche un cartello esplicativo, adesso andiamo a leggere. Allora, come immaginavo siamo sulla pista Stalder, verso sinistra, vabbè, ma qua a dirlo, si torna indietro e si torna su ai cimiteri del Mosher eccetera. Verso destra si arriva sempre al cimitero della Brigata Sassari ma in altri 40 minuti, magari Zebbio un'ora. Adesso andiamo a vedere questa parte. Dopo a destra cimitero 25 minuti, come immaginavo, appunto ci si mette meno. Dunque manco a dirlo, proseguirò qua su. Intanto il cartello esplicativo di cui parlavo recita: oh, guardate che roba, i camosci, penso. Guardate che super impronte ho lasciato nel terreno. Stupendi però da vedere. Eccolo qua, bivacco Stalder. Intanto vedete a questa altitudine l'aumento del manto nevoso. Saranno 7-8 centimetri. Andiamo a guardare le nostre amate indicazioni CAI. Bivacco, vabbè, 2 minuti, cimitero a 3. Oh, sono proprio attaccati l'uno all'altra. Loro sono appena andate via 2 persone
che hanno correttamente giusto il bivacco. Adesso provo a entrare io. Molto molto bello comunque, con tanta legna. No, c'è il lucchetto. Niente da fare, avevano le chiavi proprio gli due lì. Che peccato. Qui sotto c'è il sentiero che conduce al cimitero della Brigata Sassari, che vedete là sotto gli alberi. Guardate il cimitero tutto avvolto dalla neve ancora. Tanto c'è ancora il cammino del rifugio che va, che invidia, madonna. E adesso niente, torno a fare il sentiero che ho fatto già quasi 2 anni fa, però sono contento di essere tornato a vedere il cimitero della Brigata Sassari. E adesso a Monte Zebbio 35 minuti, anche se secondo me saranno di più in base a quanta neve troverò lassù. Mamma che bellezza, tutto bianco qua all'ombra. Oh, ma ci sono di quelle buche nella neve, sa, più di mezzo metro qua di spessore. Guarda che roba. Si fa fatica a capire dal cellulare, ma veramente notevole. No, vabbè, guardate che roba. Ma quanto fondo è? Questo deve essere caduto dentro talmente in profondità che ha dovuto metterci le mani addirittura. Mamma mia, che roba. Sa, 1 metro di neve qua. Oh. Jacopo, finalmente bentornato a Monte Zebbio. Con la neve è veramente una sensazione inedita a dir poco. E non pensavo fosse sciolto tanto così, a dire la verità. Pensavo fosse ancora più nevato, però va bene così. Accumuli eolici allucinanti. Comunque adesso andiamo a vedere. Vediamo se stavolta riesco a raggiungere effettivamente Monte Zebbio, perché l'altra volta è stato un po'. Boh. Non ho capito bene se l'ho raggiunto effettivamente. Adesso magari con 2 anni in più di esperienza vediamo cosa combinerò. Comunque qua su a sinistra. Ecco qua, ora sono esattamente sulla vetta del Monte Zebbio. Beh, è inutile dirvi che mi ritengo soddisfatto, perché comunque ho fatto veramente stavolta dall'inizio alla fine tutte le tappe che mi ero prefissato. Adesso vi giro la fotocamera per mostrarvi, insomma qua tra poco inizierà anche a nevicare probabilmente. Ripeto, sono molto soddisfatto di essere arrivato a questa quota e vedere Monte Zebbio con la neve. Era, non so perché, un desiderio che volevo esaudire e oggi finalmente l'ho portato a termine. Ecco, come non detto, inizia a falivare in dialetto, inizia a fioccare. E adesso niente, tra poco parto perché sono le 14:35. Intanto potete apprezzare qualche fiocchino minuscolo ancora. Adesso però mi rimetto in moto veramente.
Pensate che bellezza essere dipendenti della Maiga Zebio. In questa settimana ho visto neve quasi tutti i giorni. Oh. E ogni nube qua è buona per far nevicare. Veramente, veramente bello. Ciao Monte Zebio, con nevicata in corso. Oh, guardate adesso durante il ritorno una bufera di Graupen. No dai, bufera no, però una bella precipitazione a dir poco. Oh, eccoci qua. Allora, una volta scesa la super forestale che porta direttamente al bivacco Stalder, adesso sono tornato a questo cartello qui alla base della salita. E intanto giù pioggia. Ecco qua, arrivato all'auto, sono le 18:17 e ho fatto 26.000 passi, con un sole, timido sole alle spalle. E adesso questo itinerario di Monte Zebio spero vi sia piaciuto e noi ci rivediamo come sempre alla prossima escursione.